Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, dove fra pochi istanti si giocherà l'ultima partita della settima giornata del campionato di Serie B maschile, con il Cus Cagliari, la squadra padrona di casa, contro Roma 7. Si tratta di una partita importante perché è l'ultima della settimana, con l'ultima sfida che attende il campionato di Serie B maschile, con queste due squadre che hanno necessità ancora di portare a casa punti, perché per i loro rispettivi campionati, eccola qua la squadra inquadrata con la maglia rossa è la squadra di casa, è la squadra del Cus Cagliari, che sta per scendere in campo agli ordini del proprio coach Simone Amendola, con questi giocatori che giocheranno con la maglia rossa di casa: Boesso, Enna, Latini, Amendola, Vitali, Cassaro, Delia, Muccione, Flori, Sartirani, Seu, Calarco, Durante e Menicali. Dall'altra parte invece c'è Roma 7, che ha la necessità di vincere anche per provare ad agganciare proprio la squadra del Cus in classifica. Giocherà con questi effettivi, con Carattoli, Casini, Catalli, Ceccarelli, Cicerchia, Di Virgilio, Genovesi, Marziali, Mirovski, Morelli, Paolucci, Pizzini, Raso e Rinaldi, con il proprio allenatore Ivano Morelli. Ed eccoli qua i giocatori che staranno per entrare in campo con queste formazioni. Con la presentazione che si sta per effettuare della partita, che dicevamo è importante perché nella classifica ci sono le due squadre che sono molto vicine. Il Cus al momento 13 punti in classifica, dall'altra parte invece Roma 7 con 11 punti. Eccoli che si sta per iniziare, qua è il tempo delle presentazioni, le due formazioni che stanno per essere chiamati. E allora c'è anche la presentazione degli arbitri di questa partita, con le due squadre che stanno per entrare in campo. Eccole gli starting six che saranno oggi impegnati per questa partita, con la chiama che andiamo a vedere insieme in diretta, con questi giocatori, con Tadai, con il numero 1, adesso è pronto, con il numero 5, con Claudio Morelli, il giocatore che è anche capitano. Poi c'è Damiano Rinaldi, qua con la maglia numero 7, e poi con la maglia numero 3 c'è anche Mirovski, con la maglia numero 8 sarà Ceccarelli, con il numero 13 invece c'è proprio l'ingresso di Matteo Carattoli. Eccoli con invece il libero, che è Filippo Marziali, con i giocatori che vanno a completare il sestetto di casa ospite, con questi giocatori che si stanno per schierare in campo. Dall'altra parte invece eccola la squadra di casa, con Alessandro Enna, lo schiacciatore, che è scelto da titolare, ancora una conferma per lui per il classe 99. E poi eccolo anche l'ingresso del leggiatore Riccardo Muccione, immancabile, con il numero 12 Sartirani, anche lui una delle bocche da fuoco, con il centralone Sartirani. Eccolo anche Calarco, un altro delle bocche da fuoco della squadra di casa, e poi c'è anche Durante, e infine eccolo con la maglia numero 18 Menicali, il libero ovviamente, e Luca Vitali. Queste sono le squadre che si stanno per affrontare.
allora è quasi tutto pronto, manca soltanto a questo punto il fischio dell'arbitro per dare il via a questa partita con i giocatori, dicevamo, sono già schierati in campo. E allora ci sarà soltanto da attendere pochi istanti per vedere all'opera queste due squadre. Dicevamo, pochi punti le separano in classifica ed ecco che è per questo che diventa un match molto importante, soprattutto per il CUS, che dopo un ottimo avvio di stagione ha leggermente rallentato, ma è sempre lì nella scia delle squadre più forti. E allora ci sarà da vedere anche come si affronteranno oggi queste due squadre. È tutto pronto, c'è la palla in mano al giocatore della squadra di Roma 7 Carattoli con il numero 13 e sarà proprio il via alla partita. E c'è già subito il primo errore al servizio, un colpo a freddo per le due squadre, con Roma che parte subito con l'handicap in questo match. E allora subito a provare a rispondere sarà Marco Sartirani, con il giocatore centrale, la squadra di Monea Amendola, il centrale che con Muccione è uno dei giocatori pilastri di questa squadra, senza dimenticare anche l'ottimo ingresso in squadra di Calarco, uno dei giocatori più in forma della stagione, con soprattutto da parte sua tanti punti nel braccio. Adesso ci provano ed eccolo qua il muro di Menicali che vuole subito far vedere chi è che comanda sotto rete. E allora il punto di Menicali per il 2-0 per il CUS, che è entrato subito in partita. Il palleggio con la schiacciata tentata da Rinaldi, letta bene, c'è il pallonetto con il tocco che va sulla riga, è regolarissimo il tocco che porta a casa il punto numero 3 per il CUS. Metterlo a segno Durante. Allora eccolo ancora il servizio, il palleggio di Carattoli con il pallone che va di nuovo nel campo di Roma. Il palleggio ancora per il posto 2 letto da Enna, il palleggio di Muccione per il tocco beffardo e perfetto di Calarco. 4-0, primo parziale importante della partita, primo parziale che porta il CUS al momentaneo 4-0. Eccolo il fischio per l'ennesimo servizio, ancora una ricezione da centro campo con un altro muro devastante del CUS. Secondo muro vincente, ancora Lemmanone, quell'uomo lì con la maglia numero 18, Michael Menicali. Perfetto, ancora c'è l'ennesimo servizio per Sartirani, ancora sempre in posizione centrale, questa volta prova a variare con il palleggio letto bene da Calarco, che va anche a schiacciare con il quinto punto consecutivo e il sesto di squadra. E allora sì che c'è bisogno di parlarne su con il primo time out, e allora un brevissimo time out anche per noi. Allora eccoci ritornati in campo in diretta dal Palacus. Ancora c'è il
servizio, stavolta il palleggio di Carattoli per la schiacciata di Rinaldi. Ancora un altro muro vincente, terzo di squadra per il Cus. Adesso continua ad allungare Roma, che si è presa al momento già un break importante per il Cus, che continua a macinare servizi sempre con Marco Sartirani, altro centrale della squadra di casa, che è entrata con il piglio giusto. Ancora si sta andando con il palleggio, poi Muccione, c'è il fischio degli arbitri, altro intervento. 8-0, si gioca ancora. Altro servizio, ancora Rinaldi, il palleggio di Carattoli per il numero 7, tenuta ancora bene da Muccione. Sartirani ancora per Calarco, sì, e comanda lui, è sempre Calarco che quando vuol metterci le sue manone. 9-0, annichilita Roma. Il tecnico ancora impietrito, Ivano Morelli, per capire come mai i suoi non sono ancora entrati in campo. E allora il palleggio per il tentativo con un muro di Durante che sporca la traiettoria, ed eccolo qua, forse il primo squillo della squadra di Roma che interrompe la striscia di 9-0. Primo parzialone, eccolo il tentativo con Enna. Durante, Calarco non può questa volta andare al servizio, alla schiacciata Carattoli, ancora il muro a sporcare. Muccione, seconda linea per l'intervento perfetto di Enna, che si riporta via il pallone, strappa il servizio e si prende il punto numero 10, mandando alla battuta Simone Calarco. Neo ingresso per Calarco nel Cus quest'anno, con un altro servizio, un altro squillo perfetto, niente da fare per Rinaldi. E allora ci riprova ancora il Cus, stavolta la tiene in qualche modo Marziali, poi la schiacciata di Tanov mette a segno il punto numero 2. Sergiu Tanov, l'ex di Casalbertone, l'anno scorso in B, cambiato maglia quest'anno per Tanov. 11-2 il parziale in questo avvio shock per la squadra di Roma, che si va a prendere un altro punto del Cus in faccia per il cambio palla. 12-2, Durante va al servizio. Durante al salto, ancora Rinaldi, il palleggio di Carattoli per Morelli, e questa volta riesce a trovare il punto. Ci sono le proteste, giocatori del Cus che chiedono un intervento arbitrale, e infatti dovrebbe esserci il punto assegnato proprio al Cus. Tanto Durante si è già ripreso il pallone. Nell'attesa che l'arbitro, il secondo arbitro, vada a certificare o meno. Eccolo qua inquadrato il tavolo
allora viene confermato, cambia anche il tabellone e cambia anche la nostra grafica. 13-2 confermato. E allora ancora un servizio di Durante, il palleggio di Curattoli per il tentativo tenuto bene e poi Enna con il fischio degli arbitri che vanno ad anticipare il punto che sarebbe comunque arrivato. (14-2) primo set che rasenta la perfezione per il Cus Cagliari. Rinaldi, Curattoli per Morelli, tenuto ancora dal muro. Muccione per Enna, diagonale, ancora Rinaldi, Curattoli ancora per lui. Sempre il muro che va a sporcare e a tenere. Poi Calarco si mette in proprio. 15-2, altra giocata perfetta di Calarco. Altro punto perfetto per Calarco. Ancora Durante al salto. Curattoli con poi la schiacciata di Tanov che va a strappare il pallone agli avversari e a portare a casa anche il punto numero 3. Intanto ci sono già i primi cambi per Roma 7 con l'ingresso ormai prossimo di Paolucci. Esce anche il palleggiatore al momento, Carattoli. Intanto il pallone va proprio per Paolucci. Durante e poi il colpo sotto rete perfetto per il punto numero 4. Mirovski è stato lui a mettere il sigillo, però poi c'è stato anche l'intervento degli arbitri, quindi probabilmente si va a invertire il punteggio ed è così. 16-3, niente da fare allora per Roma. La ricezione di Rinaldi, poi Morelli, ancora il muro del duo Sartirani-Muccione e poi il tentativo, c'è il tocco del muro, ci aveva provato nella schiacciata Simone Casini, anche lui è entrato per provare a dare un po' la scossa alla sua squadra. 16-4. Tanto è Morelli. Enna, Muccione per la schiacciata perfetta di Simone Calarco. Altro punto per lui, altro punto di squadra per il Cus Cagliari. Continua a macinare e allora c'è il time out chiesto ancora dalla squadra ospite. Piccolo break anche per noi.
Intanto si riparte ancora. Il pallone va avanti. Il palleggio Mirovski, palla troppo lunga, niente da fare, palla che finisce fuori. Altro punto per il Kus, 19-4. Intanto c'è un altro punto che vale il 20-4. Davvero un primo set quasi senza storia al momento. Ancora il servizio con Durante e questa volta c'è il punto di Roma. Si porta a casa il quinto punto. Eccolo il punto per il 21-5. Ancora il Kus a macinare il gioco. La tiene per un attimo. E poi c'è la schiacciata che vale altro punto. Con gli arbitri adesso vanno a parlare con il direttore, nei suoi. Adesso 21-6, correzione il punteggio. Il palleggio per la schiacciata di Calarco funziona. 22-6. Rinaldi, il palleggio per la schiacciata di Tanov. Grande giocata di Muccione, palla che resta lì. E poi Roma va a strappare il punto con una buona giocata per il 22-7. Ancora una giocata Muccione, un po' si disturba con Vitali, pallone che resta comunque lì. E poi la schiacciata di Calarco. E quando c'è da provare a rimettere a posto le cose, ci si affida spesso e volentieri a Calarco, che mette a segno altro punto importante. 23-7. C'è il fischio degli arbitri che vanno ad anticipare il punto e allora 24-7. Ci sono una marea di set point per il Kus. Probabilmente Roma ha anche lasciato andare le redini della partita in questo primo set. Ricezione, poi Morelli, Tanov
il muro vincente che va a chiudere 25-7 il primo set, un parziale, neanche a dirlo, devastante per il CUS Cagliari, che ha passeggiato al momento in questo primo accenno di partita. Il 25-7 che regala al momento il primo set al CUS. Si va col cambio campo e allora per noi c'è una piccola pausa, ma state con noi per ritornare per il secondo set. Eccoci ritornati in diretta quando sta per iniziare il secondo set con il servizio che andrà nelle mani dei giocatori di Roma 7 che hanno qualcosa da farsi perdonare, direi qualcosa di importante visto un primo set che è scivolato via con il 25-7. Roma che non è ancora entrata in campo, vediamo in questo secondo set con Caratoli con il pallone sulla seconda linea per Rinaldi, si inceppa proprio il tentativo di salvataggio da parte di Calarco, alla che finisce a terra, e quindi c'è il primo punto del secondo set che va sì nelle mani della squadra di Roma. Può andare al servizio il palleggio, poi la schiacciata da parte di Sartirani che rimette subito tutto in parità, uno pari.
Eccolo il fischio. Il palleggio di Carattoli per la schiacciata di Morelli. Nuovo salvataggio di Sartirani e poi la schiacciata di Menicali che viene cancellato dal muro di Roma. Adesso sembra che Roma 7 sia tornata in partita, è scesa in campo in questo avvio di secondo set. Ancora schiacciata al servizio, poi la lettura ottima di Rinaldi, opportunità ancora per Roma, il palleggio di Muccione, sceglie ancora il braccione di Calarco, questa volta è preciso a colpire la parte esterna del muro. 2 pari. Si gioca ancora il tocco, il pallonetto di Menicali, va a segno per il 3-2. La lettura perfetta del centrale nella maglia numero 18 per Michael Menicali, secondo anno per lui nella maglia Cus, con Calarco fucilata, ottenuta da Morelli, poi Carattoli con Tanov messo a ritmo, cancellato in una prima schiacciata, ancora il muro a sporcare le manine di Menicali e poi a chiudere il punto, e ancora Calarco. 4-2. Funziona sempre in maniera egregia il braccio del numero 15 del Cus che si è riportata sopra. 4-2, scusate, con il pallone torna in mano dello schiacciatore. Il palleggio ancora per Morelli, questa volta è lui bravo a pizzicare le dita del muro. 4-3. Il servizio per Morelli, palla profonda, la ricezione di Enna, poi il palleggio per Durante, palla che viene letta da Tanov, ancora Durante, secondo tentativo in schiacciata, il salvataggio per un attimo non ci riesce a completarlo Rinaldi, aveva qualcosa da dire al tecnico avversario Amendola. 5-3, non è Durante che va al servizio. Difficoltoso, però c'è il recupero magico di Carattoli e poi il palleggio perfetto di Muccione per Menicali, che va a chiudere, poi anche a sincerarsi delle condizioni del libero avversario. Marziali che era rimasto leggermente infortunato sul tentativo di recupero, lo scambio che ha portato a far vedere 2 ottimi interventi, quello di Carattoli che era riuscito a salvare con una magia il primo punto del Cus e poi con il tocco, il palleggio di Muccione che ha salvato un pallone servito poi in maniera deliziosa per la schiacciata di Menicali. Allora si va adesso con il servizio ancora di Durante, la tiene adesso Marziali, poi il palleggio per la schiacciata di Rinaldi, punto per Roma 7, 6-4.
rientra anche Ceccarelli con Marziali adesso che si accomoda in panchina, mentre Mirovski si prende il pallone per il suo servizio. Vitali per Calarco, Mirovski, poi Carattoli per la schiacciata di Tanov. C'è il tocco del muro che va a sporcare la traiettoria e non permette il salvataggio in extremis. 6-5, un altro punto importante per Roma 7. Roma che è reduce dalla sconfitta con Libani. E intanto Menicali va a pulire il campo con una schiacciata che porta al 7° punto. Dicevamo di Roma, la sconfitta nella partita precedente e poi le 3 vittorie consecutive, anche se una al tie break. Intanto c'è il punto per il 7-6 con Carattoli che può andare al servizio. Dicevamo nelle ultime 4 partite la vittoria di Roma contro Marino Pallavolo, contro Virtus Roma e Paglianus. Intanto c'è un altro punto per il CUS sull'8-6. Roma 7 che finora delle 6 partite giocate, le 4 vittorie e 2 sconfitte, esattamente come il CUS Cagliari, che però è avanti, considerato che Roma sa anche una vittoria al tie break. Intanto c'è altro punto per il CUS che in classifica sta tallonando proprio la Lazio Pallavolo e il duo di testa del San Roque che continua a vincere, a macinare il gioco, come adesso arriva la grande giocata di Ceccarelli. Ottimo il suo intervento, una schiacciata perfetta anche stilisticamente per il punto numero 7. Diciamo che il San Roque continua a vincere. Ieri è arrivata la 7ª vittoria consecutiva su 7 gare. Dietro l'Energy Spike con 6 vittorie e una sconfitta. Il CUS non lontano, intanto qua non riesce il salvataggio da parte di Marziali. 10-7 con il CUS. Se riuscisse a vincere oggi potrebbe portarsi al 3° posto in classifica, superando la Lazio. La Lazio che si è dovuta arrendere nell'ultima partita. 5 vittorie e 2 sconfitte per la squadra Lazio Pallavolo. Il CUS invece che oggi ci prova contro un avversario comunque ostico, che se non è entrata proprio bene in campo oggi Roma 7. Intanto l'errore al servizio. (10-8). Ancora la battuta di Ceccarelli. Enna, il palleggio di Muccione per la schiacciata che porta a punti ancora di Calarco. Mani fuori per l'11-8.
il muro di Roma 7 che non riesce a opporre grandissima resistenza, al contrario di quello del Cus, davvero dominante soprattutto nel primo set, manco a dirlo, con i centimetri di Menicali, tanto che va a sporcare un altro pallone importante con Calarco che va a cancellare la riga per il 12° punto. Grande giocata ancora dello schiacciatore del Cus. Sartirani per Muccione, Enna il pallonetto, un po' troppo facile la lettura per Caratoli, Tanov però non può schiacciare e allora Muccione ancora per la schiacciata di Durante, ottima l'intervento ancora di Caratoli con Tanov, ancora non può schiacciare, poi la palla di Menicali che porta un altro punto. Il Cus che va in allungo e Sartirani ancora al servizio. Prova Tanov, riesce a mettere a segno il punto numero 9. Il pallone sporcato in questa circostanza. Intanto di nuovo i cambi per Roma 7 con Caratoli che esce insieme a Tanov, rientra ancora in campo Paolucci insieme a Casini, un cambio ormai standard del tecnico Ivano Morelli. 13-9. Vitali controlla che il pallone esca fuori, la traiettoria troppo esterna per il servizio proprio di Paolucci e allora Calarco pronto al servizio. Morelli, Paolucci per la schiacciata tentata da Casini, niente da fare, fuori ritmo il numero 10. 15-9. Con Calarco ancora al servizio. Rinaldi, l'ottima ricezione, poi Paolucci a salvare. Casini non può schiacciare, poi Muccione, primo tempo direttamente nel campo avversario per il 16-9. L'ultima lettura del palleggiatore della Cus. Ancora con conferma ancora per quest'anno per Muccione. Tanto c'è un altro time out e allora un breve spot anche per noi. Timeout finito, palla in mano ancora a Calarco che sta continuando a portare dei servizi importanti e qua c'è il pallone che esce anche se di poco, ma tant'è che ci ha provato ancora lo schiacciatore del Cus a provare a mettere punti anche dal servizio, palla che era finita fuori di pochissimo e allora il servizio per Morelli.
ci prova il palleggio di Muccione per Calarco con il nastro che va a sporcare la traiettoria, poi Rinaldi, ancora Vitali, Muccione per Durante con il muro questa volta efficace e preciso della Roma 7 e porta l'11° punto e riporta Morelli al servizio con un ottimo intervento del muro di Roma, un po' deficitario in questa partita. Allora serve crescere anche sul muro per gli ospiti che devono recuperare. Tanto il primo tempo perfetto per Menicali, c'è il tocco del muro per cancellare il punto diretto di Menicali, ma in ogni caso quel che conta è che il CUS può prendersi il 17° punto, allungare ancora +6 in questo secondo set con Durante al servizio. Ancora impreciso però il servizio del CUS in questo secondo set, secondo errore consecutivo al servizio per la squadra di casa dopo l'ultimo servizio di Calarco, che comunque aveva portato un buon break. È arrivato adesso l'errore anche di Durante al servizio, dove va Mirovski invece a battere. È una ricezione, il palleggio ancora per Calarco, si fa perdonare se si può dire così. 18-12, schiacciata delle sue. Tanto torna anche Sartirani in campo. Al servizio Menicali, intanto proprio lui che lascia il campo per l'ingresso di Raffaele Delia per il centrale classe 2000 del CUS. Eccolo per a prendersi il pallone Raffaele Delia. La schiacciata di Rinaldi che trova il tocco del muro. 18-13. Tanto esce di nuovo Delia, ma per far rientrare Vitali. Eccolo il cambio di nuovo con Paolucci e Casini che tornano ad accomodarsi a fianco al tecnico Morelli. Nel frattempo rientrano Tanov e Carattoli che va al servizio. Eccolo qua il palleggiatore titolare Vitali. Oienna chiamato da Muccione, la lettura proprio del 13 di Roma. Poi il tentativo in diagonale di Rinaldi che esce male dalle mani proprio di Rinaldi, schiacciatore anche lui ex Casalbertone, Serie B, compagno di Tanov lo scorso anno. Morelli, Carattoli per la schiacciata a parte di Ceccarelli, cioè il tocco del muro. 19-14, sempre avanti il CUS nel computo dei set. 1-0 per il primo set ingiocato da Roma. Si è svegliata adesso nel secondo set, deve comunque recuperare 5 punti al CUS. Non è il miglior biglietto da visita questo di Rinaldi, un errore al servizio non forzato, una sorta di regalo al CUS che ringrazia e porta Enna al servizio. Al salto la tiene in due tempi, poi c'è il fischio degli arbitri. Anche l'errore ci aveva provato Marziali.
niente da fare. 21-14, più 7 per il Cus, che rimanda Enna in battuta. Tiene Morelli, poi Carattoli per Tanov, salvataggio proprio di Enna. Ci prova ancora Calarco, Marziali per Tanov, ancora Enna, Muccione ancora per la schiacciata vincente. Quando è chiamato a ritmo, Calarco riesce a essere devastante. E allora c'è il time out chiesto da coach Morelli, e allora un piccolo time out anche per noi. Eccoci rientrati dopo il time out chiesto da coach Morelli per provare a salvare qualcosa anche in questo secondo set, che si sta adesso di nuovo indirizzando in maniera prepotente nella casa del Cus Cagliari, che è sopra 22-14. Ci prova Enna, adesso un altro servizio sempre al salto. Rinaldi, poi un palleggio sbagliato che dà la possibilità al Cus di prendersi anche il punto numero 23. Non ha sortito effetti il time out chiesto da Ivano Morelli, che resta sempre un po' perplesso, mani sui fianchi per il tecnico di Roma, che non sta vedendo la sua squadra oggi giocare contro il Cus. Un piccolo risveglio in avvio di secondo set, ma poi di nuovo il Cus ha preso il largo. Però adesso è Tanov, uno dei più attivi di Roma 7, a mettere un buon punto per riprendersi il servizio con Ceccarelli. Enna, poi il palleggio con il primo tempo letto bene dal muro questa volta. Qualche problema tra Calarco e Enna, però anche Roma 7 è disattenta. Allora Enna, Calarco, scusate, il palleggio di Muccione per Durante, il punto numero 24. Adesso arrivano altri set point freschi per il Cus, che partono adesso dalle mani di Marco Sartirani, che può andare al servizio. 24-15, Sartirani, Marziali con l'errore in ricezione. E allora eccolo qua, il punto del 25-15, qualcosa di meglio per Roma. Ha provato almeno ad arginare un po' il Cus, che comunque si porta a casa anche il secondo set. Allora una breve pausa di nuovo anche per noi, però state con noi perché fra non molto sarà tempo di terzo set tra Cus e Roma 7.
E se ci fosse una dimensione in cui tutto è più semplice? Immagina adesso di portarla nel tuo universo. Immagina più occasioni per stare vicino a chi ami, anche quando siete lontani. È un nuovo modo per occuparti di tutto, senza preoccuparti, che libera più tempo libero, con risposte pratiche alle tue esigenze. Con Immagina Adesso di Generali Italia hai al tuo fianco un partner che viaggia sempre alla tua velocità e ti dà soluzioni per ogni momento di vita e per ogni novità nel tuo mondo. Così puoi dare al tuo percorso la direzione che più ti rappresenta e cambiarla, come cambi tu. Scegli ogni giorno la vita che immagini, perché il futuro è già nelle tue mani, adesso. Immagina adesso. Immagina, vivi adesso. Vieni in agenzia per saperne di più. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su generali.it. Immagina con Generali. Il futuro inizia prima. Eccoci ritornati in campo dal Palacus di Cagliari. Sta per entrare in scena il terzo set. I primi due sono stati vinti in maniera agevolissima e agevole dal CUS, perché il 25-7 del primo set è stato una passeggiata per il CUS, poi 25-15 con Roma 7 che ha iniziato a farsi vedere con più piglio in campo, mettendo qualcosa anche a muro e al servizio, ma poi qualche scelta sbagliata, qualche errore e soprattutto il CUS in campo hanno fatto il resto. 25-15 il secondo set per il CUS, che inizia adesso con l'handicap. Durante chiede scusa per l'errore. Roma 7 prova a caricarsi, bisogno di cambiare un po' il ritmo. Allora Rinaldi al servizio, Vitali, Muccione, la schiacciata di Calarco, il muro può solo sporcare la deviazione e la traiettoria del pallone. 11-1-1 nel primo tentativo. Il CUS è andato già a portarsi a casa il primo punto con Calarco, che oggi sta facendo vedere una partita praticamente perfetta. Carattoli con la schiacciata recuperata, ancora Sartirani, poi Calarco ha il mirino pronto, trova sempre il campo scoperto, impietrito Rinaldi, niente da fare, che Calarco punisce ancora. 2-1. Sartirani al servizio, Marziali un po' in difficoltà e poi Morelli fa il resto. Non riesce Roma 7 a tenere il pallone. 3-1. Adesso subentra, a dire il vero, anche un po' di sconforto quando non ti riesce quasi nulla. È difficile riuscire a stare in campo per Roma 7, partita ardua. Rinaldi, Morelli ancora con il muro e Nicali la salva, poi la schiacciata ancora di Calarco, Marziali qualche modo, Tanov, Menicali, il palleggio di Muccione per Durante, un po' fuori ritmo e poi non riesce a salvare Durante. Non facile il palleggio che gli è stato offerto per la schiacciata
del numero 17, ex canottieri Ongina. Tanto al servizio Ceccarelli. Palleggio di Muccione per la schiacciata di Menicali, punto numero 4. Calarco può andare al servizio. Si caricano i ragazzi in maglia rossa del Cus. Rinaldi, il palleggio, poi la schiacciata che va fuori di Mirovski. 5-2. Non riesce proprio a trovare continuità l'attacco di Roma 7. Anche Mirovski, centrale al primo anno in maglia Roma 7. Tanto qua c'è il servizio a rete per il cambio servizio con Gjutanov, e può andare a battere. Altra schiacciata vincente di Calarco. Quando arriva il pallone alle mani di Calarco, quasi il tabellone cambia già il punteggio. Oggi praticamente perfetto il numero 15. Adesso provano a difendere Durante, Marziali, il palleggio per Morelli, altro muro di Menicali che insieme a Calarco mattatori finora nella partita. Ancora al servizio Durante, Rinaldi, Trattoli per Morelli. C'è il tocco del muro a sporcare la traiettoria, a dare una piccola gioia a Roma 7. Va al servizio con Morelli. Terzo set partito ancora ad handicap per Roma. -3 comunque, ancora aperto il terzo set, ma Roma 7 deve scuotersi questo avvio di set. Vitali, Menicali, c'è l'errore al palleggio. Quinto punto regalato a Roma 7. Solcus deve evitare cali di concentrazione. Morelli al servizio. Vitali, palleggio di Muccione per Enna, schiacciata tenuta dal muro, poi Morelli, Curattoli per Tanov. Buona qua la schiacciata di Tanov, che è uno degli ultimi ad arrendersi, il giocatore in maglia numero 1, l'opposto, classe 94. Anche da parte sua l'esperienza. Che non manca comunque a Roma 7, tanti giocatori sono esperti, e adesso Mirovski che riesce a trovare il punto del pareggio. Allora un po' in fiducia Roma, piano piano sta provando a ritornare in gara, adesso anche con il muro, uno di quei fondamentali che stava un po' mancando in partita, un po' a corrente alternata, il muro della squadra romana. Allora Enna, Muccione, primo tempo letto ancora da Marziali, poi Tanov, altro muro, Mirovski, eccolo ancora Marziali per Rinaldi, lo tiene Durante, poi Muccione per Calarco, palla in cassaforte con Calarco. 8-7. Quando le cose si fanno in difficoltà, il Cus si appoggia
al braccio di Calarco. Stagione impressionante per Calarco. Al servizio adesso di Menicali, poi il palleggio, eccolo ancora Muccione, Calarco, altro schiacciata devastante, chiede scusa a Marziali che non è riuscito a tenere in difesa con il bugger. 9-7. A tutte le posizioni Simone Calarco, ancora il servizio col Menicali, Marziali la tiene in qualche modo, Rinaldi dalla seconda linea, Morelli non può forzare, però il salvataggio di Roma. Carattoli per Rinaldi, ancora il pallonetto, Calarco, Muccione può orchestrare l'attacco su Enna, il muro, ora Calarco la salva, Muccione ancora su Enna, ancora la tiene Morelli, il palleggio per Tanov, Calarco, Muccione, ancora Calarco dalla seconda linea, scambio più lungo del match, chiuso da Sergio Tanov, che mette il suo sigillo a questo scambio quasi interminabile. 9-8, se la porta a casa l'opposto di Roma 7. Mirovski adesso al servizio, adesso si può giocare punto a punto per provare per Roma ad allungare un match che sembra segnato, ma ce n'è ancora un Sartirani che regala il punto numero 9 ai suoi avversari. Coach Amendola osserva senza grande preoccupazione. Pari, si torna in parità con Mirovski al servizio. Enna, Cione ancora per Enna, questa volta funziona benissimo l'asse Muccione-Enna. Non ha avuto tante palle giocabili come vorreva Enna, non è stato chiamato in causa benissimo in partita, però ogni volta che gli arriva pallone giusto orchestrato da Muccione, che va adesso anche al servizio, Enna anche lui come Calarco si fa trovare sempre pronto, torna avanti il Pus. 10-9, Muccione alla battuta, Rinaldi, Carattoli ancora per lui, c'è il muro di Calarco, nuova opportunità sempre per Rinaldi, altro muro di Calarco. 11-9. Insomma, se non è la schiacciata è a muro o in difesa. Calarco sta facendo vedere tutto il suo repertorio. Altra giocata, altro punto. 11-9. Alleggio di Carattoli per Tanov, stavolta non c'è il tocco a muro, però insomma quando si avvicina c'è sempre qualcosa che la ributta indietro, qualche errore, qualche giocata del Cus. Sembra giocare al elastico contro Roma 7, che si riavvicina di tanto in tanto e poi viene rimandata indietro. Carattoli ancora per Tanov, grande difesa di Muccione, poi Sartirani per Enna, Marziali riesce a tenerla, Rinaldi ancora opportunità, Cus, il palleggio per Enna, il pallonetto, altro salvataggio di Marziali, poi la manona di Sartirani, ma invade il campo. 12-10. Carattoli al servizio, direttamente a rete, palla restituita nel giro di un colpo
al Kus. 13-10. Ancora con Enna al servizio. Al salto Enna tiene Morelli e poi la schiacciata. Altro punto per il Kus. 14-10. Torna più 4 squadra in maglia rossa. Intanto si rivede Delia con Sartirani che gli lascia spazio. A sfruttare anche la panchina Coach Amendola. Panchina un po' corta oggi quella del Kus. Qualche assenza. C'è il palleggio ancora per Tanov, Calarco, Muccione per Durante, Muro che però va troppo lungo, palla fuori. 15-10. Ancora Kus a comandare, ancora un servizio per Enna. E c'è il time out chiesto da Roma e allora anche per noi ci sarà un breve time out. Eccoci di nuovo tornati, appena andato al servizio il Kus che va a giocare adesso con Delia, dalla parte opposta il palleggio di Carattoli per Tanov, Muccione, grande giocata e poi il primo errore in schiacciata di Calarco che va anche a protestare con l'arbitro, ci pare comunque irremovibile per il punto numero 11. Tante punto per il Roma 7 con Rinaldi che va al servizio, il palleggio di Muccione per Durante, non c'è il tocco del muro. 15-12. E allora questo 12° punto. Muccione, palleggio per Calarco, il muro devia ma nel proprio campo e allora il punto numero 16. (16-12). Un piccolo problema tecnico, adesso tutto ripristinato, si gioca Muccione, il palleggio un po' troppo sotto rete, Calarco non può salvarla, Durante, il tocco di Carattoli, Morelli deve restituirla, ancora un palleggio per Durante, diagonale che non lascia scampo a Rinaldi, sembrato lo dimenica lì un tocco non è semplice, poi alla fine in qualche modo Muccione salvata e Durante ha chiuso il punto del più 5 per il Kus. Rinaldi, palleggio per Tanov, muro fuori, 13° punto per Roma 7.
che manda al servizio Ceccarelli. Prova Ceccarelli, non è il nastro a deviare. Muccione, primo tempo per Menicali, che non lascia scampo a Roma 7, che non ha nemmeno visto questo bolide di Menicali. 18-13, si torna a più 5 con Calarco al servizio. Ci prova ancora lo schiacciatore del Cus, stavolta tiene bene Rinaldi, poi Morelli, squillo anche suo. 18-14, pacca sulla spalla per Morelli. Eccoli di nuovo i cambi confermati. Paolucci e Casini dentro, lasciano ancora Tanov e Carattoli. Pare che coach Amendola non abbia chiesto ancora time out. La squadra che sta girando bene in questo match, dove comunque Roma sta facendo ancora qualcosina meglio set dopo set, anche se qua c'è altro errore. 19-14, sembra Roma anche sfiduciata adesso questa partita dopo il primo set completamente regalato. Probabilmente ha dato un po' una botta al morale di una squadra che ha faticato a trovarsi in campo. Un secondo set, 25-15 di difficoltà. Di fronte c'è il Cus che continua a macinare punti, come in questo caso con Menicali, che va a portarsi via un altro punto, il numero 20 della partita per il Cus Cagliari, che fino a questa partita sarà stata a casa 491 punti contro i 416 concessi per una squadra. Intanto si segnala la sostituzione, entra in campo Daniele Amendola con Durante che lascia il campo. Tra gli applausi Amendola al suo ingresso in campo. Dicevamo 391 punti per il Cus. Da questa partita ha saputo fare in linea con le due squadre di testa, così come anche in questo caso c'è un punto devastante ancora di Menicali e c'è un altro time out, e allora anche per noi una piccolissima pausa. Eccoci di nuovo in campo, è quasi tutto pronto per il rientro in campo. 21-15, ancora Menicali al servizio. Rinaldi riesce a tenere il palleggio di Paolucci per Casini. Oyenna, il pallonetto sporca il muro, c'è il fischio degli arbitri, danno punto al Cus. E adesso 22-15, si corre come verso il finale del match. Una Roma che ormai ha trovato troppe difficoltà oggi. Di fronte c'è una squadra che non ne sbaglia una. Intanto adesso Rinaldi mette l'accento sulla sua partita per provare a restar lì. 22-16. Mirovski
provare a tenere le speranze accese la squadra romana al servizio. Enna, Muccione al palleggio, ancora per Enna, tiene Delia, Muccione ancora per Enna, il pallonetto, ancora il muro, Delia sa il fare, Calarco non può schiacciare, allora Casini, il palleggio, Paolucci, ancora Casini con il muro, ancora a cancellare, Paolucci sempre per il suo numero 10, altro tentativo sporcato dal muro che va a giocare ancora con il fischio degli arbitri che danno il punto a Roma 7, 22-17. Mirovski di nuovo al servizio, Paolucci e Casini si sono subito ambientati in questo terzo set, forse si arriva da loro una sorta di carica per rientrare in partita. Intanto Calarco non poteva schiacciare, allora si è inventato questo colpo per portarsi a casa il cambio punto, 23-17, ancora perfetto. Rinaldi, Ceccarelli, ancora il palleggio, cambiato anche il libero, attenzione perché arriva il 24esimo punto per il CUS, 24-17. Dicevamo che è cambiato anche da poco il libero con Floris entrato in campo per questi ultimi scambi. Il primo match point è nelle mani del palleggiatore Muccione, adesso Paolucci per Rinaldi, sbaglia Rinaldi e allora 25-17, è riuscito a fare qualcosa di meglio ancora Roma 7 in questo terzo set che comunque ha portato ancora il CUS a vincere. E allora per il CUS arriva un'altra vittoria importante, arriva la vittoria numero 5 che permette alla squadra di coach Amendola di balzare al terzo posto in classifica. Una partita quasi senza storia che ha portato tanto soddisfazione alla squadra di casa per provare a giocarsi ancora il campionato da vertice. E allora per noi di Directa Sport è tutto, un saluto e un ringraziamento da Matteo Piga e Raffaella Perra dal Palacus di Cagliari. Buona serata da Directa Sport.